La Pro Favara si rituffa nel campionato di eccellenza Girone A e cerca di dimenticare il passo falso con lo Sciacca, la sconfitta subita nel secondo turno di Coppa Italia che non inficia comunque i programmi della società. Durante la settimana mister Catalano ha preparato al meglio la partita di domani, la difficile trasferta con il Misilmeri. È importante fare risultato, ma è soprattutto importante fare un risultato pieno se non si vuole perdere il treno della vetta della classifica che la vede per il momento sotto di 2 punti rispetto alle 2 squadre che guidano il campionato. Non sembra che ci siano problemi, la squadra risponde bene e cercherà domani di affrontare la difficile trasferta di Misilmeri nel migliore dei modi. Ma sentiamo. A prescindere dalla partita di mercoledì, che è un turno infrasettimanale, abbiamo cambiato un po' gli allenamenti della settimana e i ragazzi stanno abbastanza bene, in questo sono abbastanza soddisfatto. Non è stata la sconfitta di mercoledì che può cambiare un po' quelle che sono le nostre idee, le convinzioni di quello che noi dobbiamo andare a fare. Sappiamo che sicuramente dobbiamo dare qualcosa in più, cominciamo già da domenica da un'altra partita difficile e poi penseremo partita dopo partita. Fatta eccezione di Bartolomeo Erbini che ha subito un intervento in settimana, tutta la squadra era completa con il rientro di Lupo. Sì, sono tutti a disposizione, i ragazzi hanno lavorato abbastanza bene, anche fino a questa mattina, con tanta voglia, tanta determinazione. Sono consapevoli anche loro che bisogna dare qualcosa in più, perché non possiamo lasciare niente al caso e io credo che già da domenica si vedrà un Favara diverso. Lasciamo da parte il passo falso di Coppa e ci rituffiamo nel campionato. Naturalmente, perché è importante non perdere passo con gli altri e quindi la squadra sta bene e deve dimostrare il suo valore ogni domenica. Misilmeri è sempre un campo difficile? Assolutamente sì, conosco la società, ha lavorato bene, ha preso ottimi giocatori, è una squadra giovane, però è una squadra importante. Lo spogliatoio è a posto? Lo spogliatoio è unito più che mai, non c'è mai stato un problema spogliatoio, anzi è un gruppo così coeso, non lo vedo dagli ultimi 3 anni che sono qua a Favara. Quindi diciamo il prosieguo fa ben sperare? Assolutamente sì, io sono serenissimo, la società è serena e i ragazzi stanno bene, non è successo niente, siamo ancora in ballo per la qualificazione, abbiamo fatto 2 partite e abbiamo preso 4 punti e il campionato è lungo, a marzo tireremo le somme.